Ciao a tutti, bentornati allo Scrigno del Calcio. Perché c'è questo album del Lecce 96-97? Perché io prendo spunto dal Lecce 96-97 per raccontarvi la storia di un centravanti che ha fatto davvero epoca, soprattutto in Serie B. Parliamo di Cosimo Francioso e in particolare vi voglio parlare della fantastica coppia gol del Lecce 96-97 che fu poi peraltro separata senza alcun motivo nell'estate del 1997. Il Lecce pagò a caro prezzo, secondo me, quella separazione. Fu ceduto Francioso senza alcun motivo. Francioso è un centravanti classico di quelli, io sentivo dire quando ero ragazzino centravanti rozzo, ma non è vero che era rozzo dal punto di vista tecnico, probabilmente era un po' anche il suo aspetto, un po' trasandato, con questi capelli lunghi, la barba incolta, vedete qui, eccolo qui, Francioso e Palmieri, coppia del Lecce 96-97. È un pugliese doc, brindisino. Francioso ha fatto tanti gol fra il 91 e il 94 con il Ravenna, non badava tanto ai fronzoli, era molto, molto efficace sotto porta, era anche un buon rigorista. Esplode nel Casarano in Serie C nel 94-95, sempre in Puglia, in Salento, facendo 18 gol, e nel 95 si sposta a Lecce. Il Lecce è appena retrocesso in Serie B, in Serie C, vince la C1 e torna in Serie B, e nel 96-97 c'è questa fantastica coppia con Palmieri, con Francesco Palmieri. Sono due pugliesi che giocano nel Lecce, però paradossalmente nessuno dei due è leccese. Francioso è di Brindisi, Palmieri addirittura di Bari, ma il Lecce di Giampiero Ventura compie il salto dalla C1 alla Serie A in un anno, e Francioso e Palmieri formano una coppia straordinaria. Francioso segnerà 15 gol, Palmieri 14, si sposano benissimo. Palmieri gira leggermente intorno al centravanti, è una seconda punta, anche se all'occorrenza fa gol pure di testa, fa gol da numero 9, è vero, anche se gioca col numero 11. Francioso è il bomber d'area di rigore. Saranno tantissime, mi ricordo anche le partite in cui segnavano tutti e due, compresa la partita, quella decisiva della matematica promozione dei giallorossi in Serie C, che arriva a giugno del 1997. Cesena-Lecce 3-0, segna Francioso dopo neanche un minuto, e poi arriva la doppietta di Palmieri alla fine del primo tempo, intorno alla mezz'ora del primo tempo, e verso la fine della partita tantissimi tifosi del Lecce avevano invaso Cesena. Tra l'altro Cesena già aritmeticamente retrocesso in Serie C, quindi sostanzialmente in molti preferirono andarsene al mare, sulle riviere romagnole, piuttosto che andarsi a vedere il Cesena in una partita inutilissima, invece molto utile per il Lecce, che ritornò in Serie A dopo l'onta anche della Serie C. Pensate che Francioso in 66 partite con il Lecce ha segnato 36 gol. Fate un po' la proporzione, io non capisco niente di matematica, ma fate voi la proporzione di quanti gol in media a partita ha fatto il centravanti pugliese. Che cosa fa il Lecce nell'estate del 1997? Vende Francioso, considerato probabilmente un attaccante di categoria, fiuta l'affare di fare qualche soldino con la cessione dell'attaccante, che va al Monza, poi andrà al Genoa, segnando ancora tantissimi gol. Adesso vi leggo anche le cifre. Resta Palmieri a Lecce, che fa anche bene, ma il Lecce nel 97-98 è una squadra in pratica retrocessa fin dall'inizio del campionato. Perderà le prime 4 partite, poi vincerà la quinta giornata senza apparenti motivi a San Siro contro il Milan, Milan disastroso del ritorno di Capello. Poi vincerà qualche partita in casa, ma perderà quasi sempre fuori, sarà invischiato quasi subito solo il Napoli riuscirà a fare peggio di quel Lecce. E tanti tifosi del Lecce, visto che si alternano come compagni d'attacco di Palmieri degli attaccanti che faranno pochissimi gol, addirittura un italo-inglese, Daniele Di Chio, che farà gol al suo esordio contro il Brescia, ma poi non combinerà quasi più niente, un ucraino, Atelkin, che tra l'altro ho letto ultimamente che è anche morto,
negli ultimi anni di malattia, non lo sapevo neanche, mi ricordo che fece un gol, ma insomma non era esattamente il prototipo dell'attaccante che potesse aiutare il Lecce a salvarsi. Qualche gol lo faceva il centrocampista Casale, che tirava da fuori area ed era anche un buon rigorista, ma sostanzialmente l'assenza di Francioso in coppia con Palmieri si ritrova a fare quasi il centravanti, che non è proprio il suo ruolo. E sentite i numeri di Francioso dopo aver salutato il Lecce. Prima al Ravenna, torna a Ravenna, 11 partite 4 gol, al Monza 23 partite 14 gol, poi dal 98 al 2002 va al Genoa ed è amatissimo ancora oggi dai tifosi del Genoa, un Genoa che non riusciva a tornare in Serie A. La racconteremo un giorno questa storia clamorosa del Genoa, che dal 95 al 2007 non è riuscito a tornare in Serie A per ben 12 anni, ha provato e riprovato ogni anno a tornare in Serie A e falliva la promozione. Pensate, Francioso dal 98 al 2002 132 partite e 88 gol con la maglia del Genoa, davvero un idolo dei tifosi genuani, nonostante fosse un Genoa che deludeva di anno in anno. E poi il ritorno nella sua Puglia dal 2002 al 2005 al Brindisi, 43 gol, 43 partite e 25 gol, e l'ultima stagione al Grottaglie nel 2005-2006, 15 partite, 8 gol, parliamo comunque più o meno di un gol ogni 2 partite. Ecco, questo tipo di attaccanti è sempre stato considerato, sono sempre stati considerati attaccanti di categoria, buoni solo per la Serie B e non parliamo per la Serie C, però forse un'occasione in Serie A gli si sarebbe potuta dare. Mi viene in mente quel Lecce 97-98, se noi vediamo questo Lecce qui, quanto bene avesse fatto e quanto bene si erano sposati Francioso e Palmieri come coppia di attaccanti. Tanto il Lecce è stata una squadra inguardabile comunque in quel 97-98, al massimo avrebbe fatto lo stesso tipo di risultati, quantomeno fino alla finestra autunnale di calciomercato si poteva vedere se Francioso potesse in Serie A farsi valere come in Serie B. In fondo nello stesso anno Dario Hübner ha esordito in Serie A, 30 anni suonati, facendo ben 17 gol, 16 gol. L'ho raccontata la storia di Hübner, la potete recuperare. Chissà Francioso quanti avrebbe potuto farne, magari nessuno, magari avrebbe potuto fare quei 10 gol che potevano garantire a Lecce quantomeno di lottare per la salvezza. Molto spesso non si capisce che prendere dei soldi per non reinvestirli o non spendere soldi, come nel caso ad esempio di alcune squadre grandi che prendono allenatori solo per pagarli la metà di quello precedente e snobbano degli allenatori che è vero che guadagnano tanto, ma che poi fanno svoltare davvero le squadre e le sbattono in testa alla classifica, pur essendo le stesse che l'anno precedente avevano fatto ridere. Non sono dei soldi spesi e basta, sono degli investimenti, ed esattamente quello che quel Lecce avrebbe potuto provare a fare. Invece che raccattare soltanto soldi, avrebbe potuto provare ad investire su un centravanti che in fondo era l'idolo dei tifosi e in fondo aveva formato con l'altro attaccante una bellissima coppia che sarebbe stato in fondo carino vedere anche in Serie A. Non è stato così, ma abbiamo visto, chi era appassionato di Serie B anche in quegli anni, abbiamo visto una bella coppia a Lecce. Mi ricordo questo Lecce che vinceva tantissimo nel stagione 96-97, ogni volta il Lecce vinceva 2-3-0, 2-3-1, Francioso e Palmieri segnavano sempre. Mi ricordo una partita in particolare, Palermo-Lecce 2-3. Io sono mezzo matto, mi ricordo che c'era la sosta della Serie A, il Palermo vinceva 2-0 e Lecce rimontò e vinse 3-2, e alla fine del campionato quella fu eletta, diciamo così, come la partita della svolta in cui il Lecce capì che era maturo per la promozione in Serie A.
abbiamo parlato di una squadra, abbiamo parlato di un calciatore, io me lo ricordo molto bene, Cosimo Francioso, ed è giusto ricordare a volte dei bomber che avrebbero potuto forse avere una visibilità diversa rispetto a quella che hanno avuto. I bomber di categoria forse esistono, anzi sicuramente esistono, però vale la pena vedere se effettivamente siano di categoria. Vi faccio un nome: Daniele Cacia ha avuto è un giocatore che ha segnato tantissimo, è il secondo miglior bomber della Serie B, ha un gol dal primato del miglior bomber. In Serie B ha segnato ovunque e con chiunque, in Serie A ha avuto la sua possibilità con il Verona, non ha fatto neanche un gol, allora forse lì si può dire ha provato e ha fallito in Serie A. Francioso questa possibilità non gli è stata data, se non da giovanissimo all'Avellino, quando poteva giocare in Serie A, ma non era la stessa cosa. Forse alla soglia dei 30 anni avrebbe potuto quantomeno provare a starci in Serie A per qualche mese. Non è stato così, noi lo ricordiamo lo stesso. Mi raccomando, iscrivetevi al canale, è tanto gratis.